Bentrovati amici sportivi con le telecamere della Wii Sport che si trovano al Marullo di Bisconte per seguire la 16ª giornata del campionato di terza categoria siciliana. Adesso si fa sul serio per l'SC Sicilia che dopo l'ultima vittoria rimediata contro il Castelvecchio è salita a quota 30 punti in classifica, non 50 come era stato detto erroneamente, al primo posto al pari del Lipari. Affrontano quest'oggi il Cussunimè nel derby messinese di giornata, anche loro col dente avvelenato, 29 punti in classifica, vincendo quest'oggi scavalcherebbero proprio l'SC Sicilia al secondo posto. Ci sono dunque tutti i presupposti per assistere a un incredibile match, le tribune del Marullo sono gremite di tifosi, qui stiamo vedendo inquadrati tutti i protagonisti che quest'oggi scenderanno in campo per darsi battaglia. Grazie a tutte le nostre grafiche abbiamo visto gli 11 scelti dai due mister e allora non aspettiamo che il fischio iniziale. Qui nel frattempo le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per i classici saluti di rito alle nostre telecamere e al pubblico. Si stringono le mani i due capitani, dopodiché si potrà partire. Sarà proprio il Cus a battere questo primo pallone di gioco. Attaccheranno da sinistra verso destra in completino rosso-blu, risponderà l'SC Sicilia da destra verso sinistra in completino rosa-nero, subito padroni di casa che provano a rendersi pericolosi in avanti, qui con Cosmin che fa tutto benissimo, allarga per Amato che dà un'occhiata in mezzo, lascia partire il cross proprio all'indirizzo di Cosmin che prova a colpire di testa ma non riesce a dare la giusta forza al pallone. Placido Zito, estremo difensore del Cus, non ha problemi a far sua la sfera, ospiti che dunque provano a farsi vedere dall'altro lato in avanti, qui è Nucera che appoggia per Papale che prova a calciare di prima intenzione col sinistro che però è sballato. La sfera finisce ampiamente al lato della porta protetta da Lucchesi che adesso dovrà stare attento su questo calcio di punizione affidato a Lombardo che va verso la porta, non trattiene Lucchesi, il pallone resta lì per Oliva che ha l'occasione clamorosa per sbloccare la partita ma spara alto. Hanno avuto la grande occasione quelli del Cus per sbloccare il risultato, non ci sono riusciti, allora prova l'SC Sicilia a farsi vedere in avanti ancora con Cosmin che prova a liberare il destro, anche in questo caso però il tentativo è sballato e finisce ampiamente al lato. Sicuramente uno dei più pericolosi, il giovane Cosmin per l'SC Sicilia che qui nel frattempo conquista un altro calcio di punizione. Bengala va in porta, Zito non trattiene, c'è Centorrino, ancora uno splendido intervento da parte dell'estremo difensore, il pallone che poi rimane lì per Cosmin e clamorosa occasione anche per l'SC Sicilia per trovare il gol del vantaggio, prima Centorrino poi Cosmin. Non sono riusciti però a siglare il gol che poteva valere l'1-0, continua a spingere l'SC Sicilia, qui con Billè che prova a calciare dalla distanza con il destro, pallone che non si abbassa a sufficienza, si resta ancora sullo 0-0 nonostante una partita bellissima, qui rischia di combinare la grossa la retroguardia dell'SC Sicilia che regala il pallone a Nucera che però non riesce a dare la giusta forza alla sfera e quindi Lucchesi può fare la sua, ancora il numero 10 che avrà un'occasione poco dopo col sinistro, ancora una volta Lucchesi è attento e smanaccia sull'attaccante del Cussunimè che poi poco dopo riceve questo regalo. Non si intendono qui Bengala e Lucchesi e allora è ancora il numero 10 che questa volta però non può proprio sbagliare, raccoglie il regalo, deve solo scartarlo e firmare il gol dell'1-0 prima della fine del primo tempo. Pochi minuti prima della fine del primo tempo il Cussunimè è riuscito a sbloccare il parziale e di 1-0 non ha dovuto far altro che appoggiare questo pallone in rete. Nucera che si è trovato tutto lo specchio della porta spalancato e 1-0 Cussunimè a causa di questo errore della retroguardia dell'SC Sicilia che prova immediatamente a rispondere, prova immediatamente a pareggiare i conti. Qui è Centorrino che praticamente lotta da solo contro tutti, caparbiamente il numero 9 che poi si dispera per l'occasione sprecata che poteva valere l'immediato pari. Poco dopo arriverà il duplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine alla prima frazione di gioco, finisce per 0-1 in favore del Cussunimè che è riuscito a pochi minuti dalla fine del primo tempo a trovare il gol del vantaggio grazie alla realizzazione di Nucera, mentre vediamo le squadre che ritornano in campo per la seconda frazione di gioco che ricomincia in questo momento con l'SC Sicilia che batte questo pallone. Saranno proprio loro che dovranno provare a riversarsi in avanti per trovare il gol del pari. Ci provano subito con uno splendido lancio di Bengala per Centorrino che preferisce controllare il pallone ed appoggiarlo indietro all'indirizzo di Cosmin che poi prova a liberare il sinistro, pallone deviato che però si spegne al lato, altra occasione sprecata dall'SC Sicilia che quindi dopo 5 minuti viene punita per la seconda volta con Papale che dalla distanza calcia col sinistro. Lucchesi forse battezza il pallone fuori che invece finisce all'angolino basso ed è Roberto Papale a regalare la gioia del gol al Cussunimè che quindi raddoppia al quinto minuto della seconda frazione. SC Sicilia 0, Cussunimè 2, notte fonda per i ragazzi di Mister Creazzo che passeggia nervosamente in panchina e prova a smuovere le cose, lancia in campo Santoro e Alessi che prenderanno il posto di Castellano e Dantero. SC Sicilia che quindi prova a rispondere in avanti, retroguardia del Cus però che riesce a spazzare, poi è Bengala che arriva su questa sfera che poi può essere buona per Centorrino
che non ci arriva ad un soffio, però applaude comunque i suoi compagni, il numero 9, che stanno provando quantomeno a trovare la rete che potrebbe riaprire la gara. Qui è Villè che scodella questo pallone in mezzo, Bengala che lo rimette in mezzo ancora per Centorrino, non riesce nessuno ad impattare sulla sfera, e il retroguardia del Cus che può spazzare. Quanto sta sprecando l'SC Sicilia, che poco dopo però finalmente riesce a trovare il gol che riapre la gara, ed è il presidente Cariolo a siglare il gol dell'1-2 su assist di Bengala da calcio d'angolo, e Alessandro Cariolo a trovare il gol dell'1-2, che possiamo riapprezzare qui. Lo stacco di testa del presidente Cariolo che non lascia scampo a Zito, dimezza lo svantaggio l'SC Sicilia, che quindi ci crede. Poco dopo però è ancora il Cus ad avere l'occasione per chiudere definitivamente la gara. Qui ancora Papale aveva avuto l'occasione per la doppietta personale, il suo sinistro però si è spento di un nulla al lato della porta protetta da Lucchesi. SC Sicilia che quindi prova a rispondere con questo calcio di punizione affidato a Bengala, che però spara alto, la sfera non si abbassa a sufficienza. Ancora padroni di casa che si riversano in avanti per provare a trovare il gol del pari. Qui Cosmin che non riesce a calciare con potenza, altro cambio per mister Creazzo, altro doppio cambio, entreranno in campo Galasso e Sottile. Usciranno proprio Cariolo, l'autore del gol, e Mancuso. Il direttore di gara indica 5 minuti di recupero sul finale. Un ultimo tentativo dell'SC Sicilia, lo prova Mirko Alessio Centorrino, anche in questo caso però non riescono a dare la giusta forza al pallone. Zito può far sua la sfera. Poco dopo dunque arriverà il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match. Possono festeggiare quelli del Cus Unimè, che ottengono 3 punti importantissimi contro l'SC Sicilia, che interrompe dunque così il suo momento d'oro, viene scavalcata proprio dai rivali, finisce 1-2. Dalle nostre telecamere per questa settimana è tutto, alla prossima.